il nostro Paese sarà materialmente più povero, come effettivamente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha affermato? E questa povertà in che cosa consisterà? Chi riguarderà? Questo è il tema in fondo affrontato dal settimanale diocesano questa settimana nell'editoriale. Il Presidente della Repubblica dice ci vorrà maggiore sobrietà. Ma che cosa significa questa sobrietà? Intanto sobrietà va sempre coniugata con giustizia, ma fermiamoci al termine sobrietà. Sobrietà oggi viene tradotta almeno in due maniere. Una maniera che riguarda gli stili di vita e stili di vita di un certo tipo, vorrei dire quelli raffinati. In altre parole, cioè si dice bisogna fare un consumismo di tipo selezionato, che non vada contro la natura, bisogna preoccuparsi dei prodotti di cui ci si ciba, di cui ci si veste, dei prodotti che si usano, che in fondo non siano stati fabbricati da minori e non in situazioni di sfruttamento della manodopera e via di seguito. Insomma, questo lo chiamerei una sobrietà raffinata, perché parla anche di scegliere per esempio i cibi, magari si dice non portare come un tempo addosso tutti i vestiti firmati, ma però vestiti di qualità, cibi scelti, eccetera. Se questa è la sobrietà, io credo che non abbia nulla a che vedere con un paese che diventa materialmente più povero. L'altra sobrietà invece, che dovrebbe essere una virtù, dovrebbe consistere in questo, nella capacità di non lasciarsi travolgere dal consumismo e nello stesso tempo anche di avere certamente sensibilità per i problemi ecologici e quello che anche abbiamo detto prima. Però oggi di che tipo di sobrietà si può parlare? In fondo vi sono di una parte della popolazione, quello un terzo di cui tante volte si è parlato, che la sobrietà la vive da sempre, ma non nel senso raffinato, nel senso di sacrifici, nel senso di una riduzione anche delle possibilità di consumo. È chiaro che queste persone in fondo non avranno la possibilità di scegliersi prodotti e vestiti che, pur non firmati, che siano di qualità, ma andranno nei mercati dove compreranno in fondo quei vestiti, quelle scarpe, quei servizi di cui hanno bisogno perché sono a basso costo. Dunque qui sobrietà significa in fondo una riduzione costretta dei consumi. Può essere che diventi una virtù, nel senso che aiuta a ripensare che cos'è il consumismo, ma significa anche in fondo una riduzione probabilmente dell'accesso ad alcuni servizi. Penso per esempio a quella famiglia che comincerà a rinunciare a un paio di scarpe, che comincerà a dire ma il figlio come faccio a mantenerlo all'università, oppure rinuncerà al dentista o in altre circostanze dovrà rimandare una visita specialistica perché questa visita specialistica fatta col pubblico diventa molto tardiva, ma col privato costa troppo. Insomma, non dobbiamo, come posso dire, appenderci a questa parola sobrietà se questa viene fraintesa, come ha fatto notare. L'altro aspetto, proprio perché si possa parlare di sobrietà, e credo che tutti debbano anche imparare in fondo a vivere in maniera diversa senza sprecare, credo che la sobrietà, se non è coniugata alla giustizia, diventa semplicemente una richiesta da alcune persone a chi è più povero di diventare un po' più povero, chi è meno abbiente di diventare meno abbiente. In questa maniera noi avremo tradito la virtù della sobrietà. Pertanto va coniugata sempre con giustizia e in questo momento, visto che la giustizia non riesce a sopperire alle ingiustizie, alle diseguaglianze, occorrerà che che non si aggiunga, diciamo così, alla giustizia si aggiunga la solidarietà. E allora viene richiesto davvero a tutti di essere sobri ma solidali, sobri e solidali nella misura della generosità, soprattutto nei confronti di chi sta meno bene. Credo che questo sia fondamentale.
questa settimana poi viene celebrata anche la giornata per la vita. La giornata per la vita è molto importante perché significa non soltanto guardare, ed è un problema serio e grave in fondo, alla questione della rinuncia alla maternità, dell'interruzione volontaria della gravidanza, ma è un discorso ampio che riguarda tutta l'esistenza, tutto il rispetto per la vita. Questa settimana, per esempio, come settimanale abbiamo pubblicato un articolo di una bambina che ha continuamente bisogno di cure, per cui papà e mamma stanno dedicando non soltanto la loro esistenza, ma anche i loro beni alle cure di questa bambina, e gran parte delle visite specialistiche che essa deve fare vanno fatte in forma privata. Costo di queste visite private, poiché si tratta di una specializzazione molto particolare, il costo è molto spesso 200, 300, 400 euro a visita, a tal punto che la mamma ha dovuto per forza restare a casa dal lavoro e il papà è riuscito a mettere in piedi un'attività professionale propria di artigianato, e così riesce in fondo, faticando molto, riesce appunto a mantenere questa bambina, a curare questa bambina. Non solo, ma nella loro generosità metteranno al mondo, e già in via, un nuovo figlio, proprio perché vogliono essere amanti della vita e mostrare come la speranza deve vincere sulla rassegnazione, sulla fatica e sul dolore.